ever fall for a body that's an oath. Se siete digiuno di calcio giocato, ok, mondiali, ma insomma vi manca qualcosa di più vicino, anche di più ruspante, questa sera ci pensiamo noi perché vi presentiamo la sfida tra le Green Apples e i Red Peppers, rappresentati e capitanati, anche allenati, da Gigi De Agostini e Michele De Agostini. Allora, siamo a Savorniano, ovviamente qui all'interno di tutta la struttura, all'interno della Credi Friuli Arena, qui alla De Agostini Academy, dove ogni martedì c'è questa sfida, Gigi? Sì, ogni martedì, ormai dall'anno scorso, ogni martedì ci troviamo con questo gruppo di amici. La scusa è quella di giocare e poi di stare assieme per mangiare e bere, insomma, ecco, per ricominciare a socializzare. Sfida in famiglia, perché poi c'è anche tuo fratello, ma sfida intanto papà contro figlio. Ma i nomi come sono nati delle squadre? Sono nati così all'improvviso, anche un po' per il colore delle casacche. È partito il papà con la casacca verde, quindi la mela verde, e noi di conseguenza siamo più piccanti e vogliamo chiamarci così. La maglia originale nostra è verde mela. Però Però stasera, siccome è una serata particolare, c'è la televisione. una serata elegante, giochiamo con la casacchina di coppa, no? Hai capito? Bellissima, bellissima. Ma poi ve la portate avanti per tutta la settimana? Cioè è sentita la sfida? Per tutto l'anno, per tutto l'anno ogni vittoria o sconfitta viene conteggiata e a fine stagione, quindi d'estate, chi perde paga la cena all'altra squadra. Quindi è una roba seria. Ci mancava solo Massimo Radina, ma riusciremo una volta a portarlo. Il martedì non può. Impegnato. Facciamo l'ingresso in campo e poi ci godiamo la partita. Vai. Perché di Napoli, pin! Ora! Vai, aiutalo uno! Fammi capire, nel senso, quando uno ha fatto i mondiali non esistono le amichevoli praticamente. Quando si gioca seriamente. È vero. Sempre, perché poi il segreto per divertirsi è quello di non buttare tutto, sai. È vero, incacciata. Invece se giochi seriamente, secondo me ti diverti anche. Vuoi bene al gioco. E vuoi una bella sudata e poi è piacevole giocare in un certo modo. Cosa hai detto ad Andrea sul gol? Come? Come Bruno Fernandes, perché però era meno netta la deviazione mia stavolta. Ho sbagliato di tirare praticamente, no? Quindi Però era un bel paragone, dai, comunque in tempi di mondiali fa piacere. fa sempre piacere, sicuramente, sicuramente. Per voi la formazione è fissa? Cioè voi siete tipo inseparabili? Sì, noi abbiamo un'ampia rosa, solo che sempre il martedì abbiamo qualche defezione, quindi siamo sempre contati, no? Però insomma dico voi sempre stessa squadra. Sì, beh, chiaro, anche perché sennò chi lo sente. È un piacere venire, quando posso vengo sempre perché con Gigi la competizione è assicurata, ma la competizione è bella, perché è quello che conta nello sport, nel calcio. Insomma. Aia! Aia! Che Sbalò non voleva entrare, è così. Stasera purtroppo una serata storta sotto tanti punti di vista. Dobbiamo dire che eravamo in formazione largamente rimaneggiata, però. Quindi la squadra avversaria per la prossima settimana deve prepararsi molto meglio di stasera, perché insomma stasera li abbiamo fatti un po' sfogare. Vedo però che l'amichevole vi tiene in forma, insomma, cioè potremmo invitare anche l'Udinese a fare qualche amichevole in questo periodo di inattività per tenere sull'adrenalina. Ma perché no? L'Udinese quest'anno sicuramente sta facendo un ottimo campionato. Forse gli ho portato un po' di sfiga io, perché da quando ho scommesso che vinceva lo scudetto ha fatto... Ma ti sei lanciato così tanto? Sì, ha fatto un filotto di pareggi, ha iniziato da lì praticamente. Comunque sta facendo un ottimo campionato. Se riescono a fare una preparazione che gli permetta di ripartire come sono partiti all'inizio, sicuramente potranno darci parecchie soddisfazioni, questo sì. Abbiamo capito che sei interista. Sì, però secondo me quest'anno il Napoli Però anche l'Inter quest'anno a Udine, con l'Udinese ha avuto le sue rogne. ha meritato di perdere, perché comunque sì, l'Udinese ha giocato decisamente meglio. Esagerato lo scudetto, ma dove può arrivare l'Udinese secondo te? Ma secondo me
10° posto. Sicuramente arriveremo in Coppa, dopo che ha detto queste cose qua Enrico, perché sicuramente arriveremo in Coppa. È tifoso anche il tuo farmacista? No, allora, il nostro farmacista di fiducia di Savorniano è un giocatore della nostra squadra, solo Però oggi? sta scontando ancora qualche piccolo acciacco patito nelle partite. Come sta? Come sta? No, sto decisamente meglio, però ho lasciato spazio ai più giovani, sì, no, sono tantissimo più giovani. Ma lei è tifoso? Tifa per... Tifo per l'Inter, ma la seconda squadra è l'Udinese, naturalmente. Ero allo stadio a Udine, viva e forza Udinese, perché lì proprio asfaltati, però dai. Chi vince i mondiali? Bella Ci pensi? Tu lo sai già? Io da interista spero che lo vinca Lautaro e quindi l'Argentina. Ma secondo me o il Brasile o la Francia. Non la Francia. Chi vi diverte di più e chi lo vince? Chi lo vince secondo me potrebbe essere il Brasile. Chi ci diverte? Beh, io posso dirti sempre il Brasile, sì, decisamente. Ci sono molte squadre che potrebbero vincere, potrebbe essere anche la Spagna, può essere il Brasile, l'Argentina. Penso la Spagna, penso. Anche se il Brasile, penso alla finale Spagna-Brasile. Penso che il Brasile fino adesso abbia dimostrato, non so, il miglior gioco, più fantasia di tutti, pur vedendo una Spagna all'altezza, una Francia anche all'altezza. È un campionato mondiale molto contendibile, sinceramente, ecco. Vedremo col proseguimento delle partite, perché veramente anche tante squadre che hanno giocato bene, secondo me, non hanno avuto quella fortuna anche tante volte, come il Canada che ha giocato molto bene, insomma, di passare. Sondaggio adesso, un Gigi D'Agostini come quello visto stasera, ci starebbe ancora? Secondo me potrebbe fare ancora il suo, sinceramente, sì, certamente. Poi magari lo teniamo 5 minuti alla fine che può dare solo l'aiuto finale, però può dare ancora, secondo me, grandi emozioni. Approfitto per riproiettarmi anche sul campionato, non so il tifo dove ci porta. Io sono juventino. Brutta giornata. Infatti, quindi non mi esprimo. No. Milanista. Ok. Ma uno dell'Udinese lo troviamo? No. Beh, assolutamente penso che siamo tutti tifosi dell'Udinese di base, ecco. Siamo friulani, siamo di Udine, quindi assolutamente sì. Indubbiamente c'è anche l'amore per qualche altra squadra. Tipo, ormai si dichiari. Ma devo essere sincero, tifo un po' Napoli, sono juventino, ma tifo anche il Napoli, perché fino a quando È veramente un elemento da studiare, posso dire. Assolutamente sì, ma questa passione c'è anche mio figlio. Ma lo volete veramente Samardzic, parlando di talenti? Ci potrebbe stare già nel Napoli? Penso che quel tipo di giocatore faccia gol a tante squadre. Ecco. Anche al Milan? Decisamente, ci servirebbe uno così, sì. Beh, la mia prima partita oggi. Ah sì? Sì, oggi sì. Contento comunque di questa esperienza? Sì. Una vaganata di gol, un po' di mal di schiena con tutte le palle prese, ma è stato divertente, bel gioco. Da ripetere? Vediamo. Sì. Una volta al mese? Esatto. Anche perché ero un po' fermo dal Covid, poi non è neanche il mio sport, diciamo. Perché cos'è il tuo principale? No, io effettivamente quest'anno sono fermo, però io gioco a football americano, gioco a tutt'altro, sì. Dove? Gioco con i Leoni brasiliano. Come è arrivato nella tua vita e che perché inviti a conoscerlo? Invito a conoscerlo perché è uno sport in cui la squadra è qualcosa di fondamentale e ti riempie, è adrenalina pura, è passione, è sacrificio, è tante cose che ti aprono la testa, impari un'altra mentalità di gioco più schematica e tutto. E sono soddisfazioni perché poi nel 2021 siamo stati campioni d'Italia. Chi vince i mondiali? E chi ti appassiona? Dai. Allora, io ho una passione per la Danimarca che non vincerà, penso che vincerà il Brasile quest'anno. Sì.
A livello di calcio italiano, campionato, a chi sei affezionato? Io sono affezionato all'Udinese perché è patria. La squadra tutto sommato c'è, Sotil sta facendo un grandissimo lavoro e io spero che continui così, anche se comunque non vincerà lo scudetto perché vabbè che come... Però l'Europa ci può stare? L'Europa, secondo Europa sì, Europa bassa sì, e comunque secondo me può far bene anche lì. Gianfranco, allora, alla fine quanti minuti oggi? Ma 10-12, infatti ho chiesto a Gigi, io ho fatto il primo gol di apertura e un assist, e ho chiesto, però dopo sono uscito per una contrattura, ho chiesto a Gigi se potevo mangiare, metto sì perché abbiamo vinto, quindi... Vedi però la qualità nel momento del bisogno, tac, sistemiamo e poi ci gestiamo. Senti, stiamo guardando i mondiali, ti chiedo chi ti sta divertendo di più? Le squadre che hanno fatto vedere, diciamo così, un bel gioco, ma anche degli equilibri completi sono la Francia e il Brasile per il momento. In assenza dell'Italia, così per simpatia, per calcio espresso o per magari giocatori che ti piacciono particolarmente, per chi ti viene da tifare? Ma tifo no, però direi che la Francia è la squadra secondo me più completa attualmente. Un pensiero, ne parlavamo prima comunque, che hai fatto il paragone con il gol di Bruno Fernandes, ovviamente uno sguardo a lui in particolare lo dai, insomma. Sì, io sono proprio un tifoso suo, anche perché recentemente siamo stati da lui ospiti a Manchester da Bruno, insomma, quindi sta facendo benissimo, mi piace tantissimo l'atteggiamento che ha perché lui gioca in tutti i ruoli, non gioca probabilmente nel suo ruolo che è quello più adeguato, è dietro la punta, però è un ragazzo è rimasto semplice, umile, con qualità e sta facendo molto bene. Sai, lui è arrivato qua ventenne e da noi, ma non da noi all'Udinese, da noi in Italia, a 20 anni per giocare devi essere bravissimo, ma non puoi pensare che un ragazzo così sia già al top. Aveva dimostrato grandi qualità, non si sapeva bene dove farlo giocare perché le squadre, l'Udinese non giocava col trequartista, no? Per cui, che è il suo ruolo principale, per cui, però aveva fatto intravedere grandi cose qua e soprattutto la voglia di lavorare, di migliorarsi, di curare i particolari che ne fanno un grande giocatore. Senti, visto anche il tuo focus sulla crescita, sui giovani, anche adesso insomma dove segui anche poi settori giovanili eccetera, posso chiederti un tuo parere su questa svolta verde, questa impronta che vuole dire Mancini, anche questo esodio di Pafundi molto precoce in nazionale, sicuramente anche insomma, al di là dei minuti giocati, un messaggio che Mancini ha voluto lanciare, come la vedi? Ma è un messaggio in generale ai tecnici italiani o del calcio italiano, insomma, di valorizzare i giovani. Poi sul caso Pafundi, sai, io l'ho visto, l'ho seguito, lo conosco bene il ragazzo, è veramente un talento. Secondo me la convocazione nazionale per me è azzardata, ma nei confronti della crescita del calciatore, perché lui ha fatto 20 minuti l'anno scorso a Salerno l'ultimo campionato e basta, no? Quindi non c'è il passaggio della prima squadra. Io dico che comunque la nazionale è meritocrazia anche, no? Quindi avrei aspettato un attimino, però penso che diventerà un grande giocatore. Dici che insomma il ragazzo il talento ce l'ha? Lui ha molto talento e ha delle qualità che si intravedono in pochi giocatori, no? Quindi... I paragoni sono brutti, però in Fieri cioè, ci servono a capire che tipo di giocatore è, a chi lo assimileresti nel campionato italiano? Ma è sì, è un Dybala, però lui, facciamo il paragone che abbiamo fatto appena prima con Bruno Fernandes, è un trequartista secondo me, no? Anche per le qualità fisiche che ha, no? È chiaro che quando tu hai un giocatore di talento così devi predisporre la squadra per giocare con quel giocatore, perché se lo adatti in un altro ruolo non avrai mai il rendimento che ti aspetti. Come ti aspetti che riparta l'Udinese? Ma io per l'Udinese penso molto positivo, perché è una squadra forte, è una squadra che ha tanti giocatori bravi negli 11 ma anche nelle, fra virgolette, nelle riserve, ma sono tutti titolari, non ha grandi coinvolgimenti nelle nazionali, per cui potrà lavorare con serenità e prepararsi bene, diciamo così, per la seconda fase. Io penso che quest'anno sia un anno molto proficuo per i colori bianconeri, perché c'è tanta qualità. Una volta l'Udinese
io l'anno scorso lavoravo a Salerno, passava per una squadra solo fisica, invece non è solo fisica, ma ha tanta qualità in tanti ruoli, ha tanti ricambi, per cui penso che faccia molto bene. Chi ti ha colpito di più degli ultimi, diciamo, arrivati o di quelli che stanno venendo fuori quest'anno? Mi ha meravigliato Pereira perché è un mito, dai. È stato schierato in un ruolo che è dispendioso a livello energetico, ma è talmente intelligente e bravo che lo sta interpretando in maniera veramente egregia. E poi Samardzic, secondo me è un giocatore, la ciliegina sulla torta, io credo che sia un giocatore, adesso abbiamo visto quanto è costato Kettler del Milan, cioè, per me Samardzic è più forte, è superiore, quindi penso che per lui ci sia un grande futuro. In questa serata ci sono tanti contenuti, poi lo dobbiamo ancora, lo scopriremo dopo, però qui c'è anche un'amica speciale della famiglia De Agostini, Josefina, con la quale parleremo anche di questa Spagna e mondiale, perché lei è spagnola, di dove? Io sono nata a Madrid, però vivo in un paesino della Castiglia. L'ho conosciuto perché si è ammalato, però adesso ammalato non è. E ho una grandissima fortuna di far parte penso di questa famiglia. Sarò sempre vicino a loro perché mi hanno aperto la loro casa e mi hanno fatto capire quanto sono belli e grandi. È quello che è successo un po' anche a noi stasera, Gigi. Josefina è quella che mi ha trovato il problema e mi ha aiutato a risolverlo assieme a tanti altri medici dell'ospedale di Udine. E allora va un grazie, che è nei tuoi occhi. Ho scelto di andare da lei in quanto si chiama Josefina Pañós Zamora e io gli ho chiesto: ma scusi, lei è parente di Zamora, il grande portiere del Real Madrid? E allora lì è nato il discorso sportivo. Ecco. Ancora lunga vita questa amicizia così bella che ci comunicate oggi. Sì, tante volte le brutte cose magari ti riservano delle belle amicizie. Ai mondiali cosa fa sta Spagna? Ai mondiali io spero vinca, però mi dispiace tantissimo che non ci sia l'Italia, che sarebbe la seconda squadra per cui avrei tifato. Tanto di cappello a Luis Enrique e a tutta la squadra che ha scelto e spero di vedere presto l'Italia ai prossimi mondiali e ai prossimi europei. Sono in mezzo alla meravigliosa famiglia. Oltre alla Avevamo partita, un conto in sospeso. Avevamo un conto in sospeso perché stasera festeggio anche i 40 anni di matrimonio con Odilla, mia moglie. E volevo avere qua i miei figli Michele e Sofia, che mi danno tante soddisfazioni. Devo ringraziare pubblicamente mia moglie perché mi è stata vicina sempre nella fin vittoria. Da quella vacanza nell'82, quando l'ho portata a vedere i mondiali di Spagna. Il mio viaggio di nozze 30° Catanzaro. Bello però, insomma, dai, puoi lamentarti. Comunque, volevo dire che lei mi è stata vicina sempre nella vittoria e nella sconfitta, in salute e soprattutto nella malattia, che non è scontato. Bacio, bacio, bacio. Bacio. Tutta chi? Bonde. Che augurio fai a questi due? Di continuare a vivere così e di starmi vicino, perché senza di loro tutto questo non era possibile. Io do il mio contributo come la Sofia, però senza i nostri genitori qua non c'era niente, zero, credetemi. Io ho avuto una vita molto difficile. Il papà è stato la roccia della mia forza e la mamma vicina a lui, per cui devo ringraziarli per tutta la vita. Grazie a voi che siete venuti a trovarci. Senti, è stata una bellissima serata. Volevo chiederti una cosa. Hai qualcosa da fare martedì prossimo? Ti risponderò così. Poco fa io e Martina Beraldo, che ringrazio, e facciamole un applauso perché è stata super, abbiamo detto: ma non è che possiamo inaugurare una trasmissione i martedì alla De Agostini Academy con la mia... a vedere un po' di spettacolo sul campo e poi mangi. Trasmissione fatta, secondo me. Anche perché volete la rivincita, giusto? Adesso siamo pari. Di oggi.
Sì, no, loro la volevano Per la scorsa settimana, adesso siamo pari, 5 pari. Quindi vediamo chi sarà il campione d'inverno, perché penso che l'ultima partita, Igor, sarà verso il 20 di dicembre. Pausa natalizia, Epifania e dopo... Perché se a noi non va bene andiamo avanti, insomma. E così ci salutiamo. Ciao e grazie. Devo fare un saluto particolare alla nostra collaboratrice, a Chiara, che non vuole parlare però. Però fa, e quindi insomma le facciamo un super applauso. No, un bel gruppo, qua siamo un bel gruppo, insomma. Belli affiatati. E viva la famiglia De Agostini. Alla salute di Gigio Villa facciamo un brindisi in società. Auguri! Never ever fall for a thotty, that's an oath.